Bene ragazzi, tutti nel comandone veneziano, pole position. Pole position a Filippo Isola. Bene, gara favorevole per tirato quasi 2 secondi al secondo. Vai. Parte ragazzi. Infatti sono un po' teso dopo la cagata di Vettel in Germania, perché ci sono errori, questo per me non è tollerabile, anche perché veramente avrò tutto da solo, perché non sono un fan del Bibitaro. Sono ferrarista, non un fan del Bibitaro, tutt'altro. Però non voglio più parlarne raga, perché non mi girano i coglioni, so solo che Vettel per me è come Hamilton, vince quando ci sono problemi, io la vedo così. Vai che andiamo. Adesso lo Jorg è taroccato davanti, e penso Cabaret, Lightyear è dietro. Piano, piano, cioè non rischiamo troppo, anche se ho perso. Guarda, guardate che sto facendo. Cercava le cose stato un po', diciamo, una sportellata, però da un po' che non gioco. Adesso siamo fermi su Formula 1 fino al 2018. Mettiamoci a MotoGP e finiamo sta prima stagione. Oh, mamma mia, guarda che roba, guarda Lightyear, il classico Lightyear. Cabaret se ne sta andando purtroppo. Grandissimo spunto di Cabaret. Ok, primo giro è andato. Ricordiamo che saranno 3 giri in Moto3 e Moto2, quindi ancora 2 campionati, un altro in Moto3, uno in Moto2 e poi in MotoGP invece aumenteremo tutto. La Cabaret comunque è veramente un missile terraria. Mamma mia ragazzi, Cabaret Show, lo show di Cabaret. Un fenomeno Cabaret. Ok, questa è roba nostra. Vediamo se riusciamo un attimo a guardare che bello però l'oceano. Occhio, non fare il porco, grazie. Il Cabaret non lo prendi neanche per sbaglio. Dai, non sto neanche guidando malissimo oggi. D'altronde è una mia gara questa, quindi so che possiamo fare bene qua. Solo che Cabaret ne ha più di me. Scodata l'odra. Dopo la mia, diciamo, le mie gare favorevoli lo sappiamo quelle sono venute prima, quelle proprio non le indovino mai. Soprattutto Aragon, mamma. Aragon e Misano proprio. Cabaret gira. Cabaret vola, il Cava vola. Vola purtroppo Cabaret. Stiamo guidando bene però adesso, Ecco, appena detto, non riesco ad andare per campi. No good. Ok. Attenzione, mamma mia, qua lo rispetta veramente tanto, Meritava benissimo anche il secondo posto, tanto ormai il campionato è chiaramente andato. Il prossimo anno mi danno una bella moto però.
Voglio arrivare in MotoGP già con delle abilità del pilota importanti, che per quello faccio un'altra stagione in Moto3. Ok, finisce qua la gara, finisce la gara, buon secondo posto, guidando veramente al meglio. Ma Cabaret è troppa roba. Buono, buono. Buon podio. Ok Beppe, ok Beppe. Già popolarsi. Siamo quarti nel mondiale, va bene. Vediamo qua come saliamo. Vabbè, ciao. Raga, qualificazione positiva, comunque arriva un buon quarto posto. Vediamo che riusciamo a fare in gara. Sono un po' le mie gare, quindi ci sta in condizioni. Dai. Andiamo, cerchiamo di fare un altro bel risultato. Siamo a 7 anni. Dovrebbe essere la penultima tappa. No, mamma mia, ho rischiato veramente di perdere tutto. Ok. Vai, vai. Vai, colpisce una moto molto inferiore rispetto alle altre, quindi è già tanto essere quarti nel mondiale. Il prossimo anno secondo me con la moto giusta possiamo puntare al titolo. Non dico tranquillamente, però possiamo vincere bene. No, c'è il Bastardini, quel piccolo Enea. Dai, spacca tutto, spacca tutto. Tu sei uno spaccatore seriale, lo sai, Puma. Sei il piccolo Puma seriale. Mamma mia, qua veramente l'ho rischiato tanto, c'è Mignolo. Dai. Non riusciamo a prendere Mignolo. Diciamo che siamo in questa gara, comunque rettilini, veloce e tutto. Sento un po' la differenza della moto, a mio modestissimo parere. Siamo fuori dalla zona podio in questo istante. Speriamo che il prossimo anno Cabaret dia una calmata, perché sarà durissima allora, comunque devo vincerne veramente tante. Primo giro andato. Gara complicata qui a Setang. Dovrebbe essere il settore migliore anche in Formula 1, questo settore dove vado meglio, ma qua sbaglio. Qua non l'ho certo presa bene. Pesante sto errore, pesante. Dai, che Mignolo è superabile, bellissima comunque la tutta di Mignolo, mamma mia, amo l'oro e bianco insieme. Dai, piccolo Puma. E si va dentro ancora, no, Mignolo tiene bene, bella lotta con Mignolo. Bellissima lotta tra Mignolo e Veneziano. Veramente una gran lotta. Qua c'è un gran sorpasso però del Cume, che si prende il podio. Si prende il podio qua Veneziano. Ok, dai che andiamo. Ok.
Anche il terzo posto mi va bene ormai, anche per fare i punti, aumentare il livello per arrivare il più possibile forte il prossimo anno e poi soprattutto alla MotoGP. Questo è il vero obiettivo quotidiano. Questa è l'ultima curva presa non benissimo. Vai, inizia il final lap quotidiano. Vai di final lap. Ok, c'è Cabaret, c'è Aaron Cabaret che non molla. Cabaret, Gianduiotto quarto, e sta finendo la prima stagione, ragazzi. Andremo molto più veloci perché è finito anche la Formula 1. No, non ci credo. Errore scandaloso di Veneziano. Mamma mia, che brutto errore. All'ultimo giro. Che pesante, che pesante, che pesante. Veramente un erroraccio. E perdo il podio, così. Anche la moto che ha dei problemi. Che brutto errore. Bruttissimo errore da parte del Kuma. Peccato, erano punti importanti anche a livello di pilota e tutto, ma fancuore. Errore abbastanza imperdonabile. Vabbè, questo è il Kuma, croce e delizia. Alla fine chiudiamo noni. Potevamo essere terzi. Meglio sbagliare adesso che il prossimo anno. Fanculo. Ragazzi, qualificazione all'8° posto, nono posto, scusate. Vediamo il mondiale nella maniera migliore possibile, proviamoci. Vai. Speriamo di fare una buona gara. Valencia. Siamo di Valencia, siamo valenziani. Occhio. The crazy Kuma in the world, crazy Kuma and the crazy. Attenzione, peccato la caduta in Thailandia e in Malesia, mi hanno fatto due tanti di quei punti, raga, che lasciamo proprio perdere perché mi girano abbastanza i marroncini. Però devo stare calmo. Come stai calmo, Beppe? Tu. No, ma che cazzo, bruttissima sta curva, presa malissimo, infatti mi danno l'attenzione al prossimo drive-thru. Al prossimo c'ho il drive-thru. Tipica gara valenziana curiosa. Ricorderemo sempre il vaneggio del Kuma. Era convinto di aver vinto, mancava ancora one lap. Attento, mamma mia, che prendi il corto di ovunque. Ok, primo giro andato, ne restano ancora 2. Cerchiamo di chiudere almeno quarti, la vedo dura più avanti. Buone gare comunque, dai, non lamentiamoci, c'è di peggio. Non lamentiamoci, beh.
lamentiamoci. Ok. Perfetto, Puma, molto good, molto good. Solo che il problema è l'ultimo giro, che sappiamo che le gomme sono usurate, il pilota se non scarsa ancora di abilità fa più fatica, quindi il problema è come sempre l'ultimo giro. Concentration massimale. Ok, ultimo giro. Enea sta rompendo i maroni, Enea. Addirittura mi supera Enea. Il bastardini mi supera. Mamma mia che lotta con Bastianini. L'ultimo giro poi si svegliano tutti. Porca miseria, che scambi con il Basta. Questo è veramente un buon sorpasso, proprio devo allargarmi e perdiamo addirittura 2 posizioni. A Ceccane addirittura sesto. Bravissimo, qualcuno ha fatto una grandissima mossa. Sorpasso degno del miglior Puma. Ma però c'è un'altra spavatura che mi fa riperdere quello che ho guadagnato. Cioè, è incredibile sta gara, mamma mia che bella finale a Valencia. Mostra che veneziano c'è protagonista il Puma. Puma è protagonista. Non se riusciamo a superare Enea. Mamma mia che rischio. Ci prova, è molto pericoloso questo, c'è l'ennesimo errore. Mamma mia come ho finito male la stagione, butto fuori anche Enea, scivolata orrenda del Puma. Mamma come finisce male raga, come finisce male la stagione, incredibile. 2 errori pesantissimi. Non me l'aspettavo proprio. Tutti e due. Ecco basta, la moto è andata comunque ragazzi, la moto si è completamente distrutta. Finiamo malissimo la stagione, ero qua. Tutorial su come perdere le gare. Ma va a cagare. Incazzato nero trentissimo. Mentre il parco chiuso comincia A popolarsi. Chiudiamo il mondiale al 5° posto. Vediamo come saliamo. Poco purtroppo, poco. Vabbè. E comincia a popolarsi. Adesso vediamo le proposte, rimaniamo in Moto 3, però è chiaro che non posso fare errori il prossimo anno così perché non va bene. Guardo offerte. Ora Moto 3. Abbiamo la moto di Canet che è la migliore in assoluto. Vado con Canet. Cioè ragazzi, ci hanno vinto il mondiale. Ok. Buono, il prossimo anno possiamo puntare al titolo ragazzi, assolutamente. Mail pronto a partire, sì. Buono la mia carriera, vediamo. Eccoci qua, abbiamo 3 vittorie, 9 podi, 5 pole position. Prossimo anno voglio il titolo di Moto 3. Ciao!